Siamo in via Caldimezzo a Montebelluna. Qui i residenti si lamentano per alcuni furti che sarebbero avvenuti nei giorni scorsi nelle case di questo borgo, anche in fondo alla strada che vedete alle mie spalle. Sono residenti esasperati al punto che hanno pubblicato sui social alcuni fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza che ritraggono proprio i ladri mentre si arrampicano sui terrazzi per cercare di entrare, ma negli ultimi casi sarebbero stati poi messi in fuga dagli stessi residenti. E dicono sempre i residenti che la pista ciclabile, anzi la ciclopedonale che scorre qui, è un ottimo luogo di osservazione per i ladri che si nascondono tra le piante e studiano le case in cui effettuare i colpi. I furti e i tentati furti sono avvenuti soprattutto nelle strade laterali di via Caldimezzo, ovviamente più nascoste, ma dove gli abitanti tengono alta l'attenzione segnalando movimenti sospetti. Una residente in particolare, infatti, ha raccontato sui social il tentato colpo dei ladri con tanto di fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza. I tre malviventi avevano scelto il terrazzo della casa da utilizzare per entrare, ma l'abbaiare dei cani e l'allarme lanciato di chi era all'interno hanno messo in fuga i ladri. I residenti parlano anche di furti meno recenti in una zona più interna del borgo e in effetti la Tradotta, una lunga ciclopedonale frequentata durante il giorno e soprattutto nel fine settimana, è un ottimo punto di osservazione nascosto nella boscaglia.